Tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora prendiamo un vecchio detto della saggezza popolare applicata all'ambito giudiziario, quello secondo cui 3 indizi fanno una prova. Vorremmo mettere in fila 3 indizi dalla storia e dalla cronaca politica recenti e arrivare poi a una conclusione che ci sembra si imponga da sé. Primo indizio, 22 novembre 1994. Invito a comparire recapitato all'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi mentre presiedeva un'importantissima conferenza internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli. Ovviamente, ça va sans dire, l'iniziativa veniva dalla Procura di Milano, rientrava nella cosiddetta inchiesta Telepiù, che riguardava la proprietà della Pay TV, la compatibilità di Fininvest con la legge Mammì e altri tecnicismi in ambito appunto delle telecomunicazioni. Fu non solo anticipata il giorno prima da uno scoop del Corriere della Sera, che chiaramente ebbe la notizia da ambiti della procura, proprio manifestando plasticamente quello che Giuliano Ferrara chiamava circo mediatico giudiziario, ma addirittura prima, il 5 ottobre del 94, Francesco Saverio Borrelli, allora capo della Procura di Milano, aveva dichiarato in un'intervista sempre al Corriere della Sera che l'inchiesta che aveva già coinvolto Paolo Berlusconi era arrivata, virgolette, a livelli altissimi, quindi compiacendosi, alludendo, entrando sostanzialmente a gamba tesa in una dinamica politica, cosa che poi in effetti fu, perché quell'invito a comparire fu il detonatore del primo governo Berlusconi, che aveva, sorprendendo meglio non tutti, sorprendendo i commentatori che la sapevano lunga, sbaragliato il fronte progressista alle elezioni. Postilla non irrilevante, quell'inchiesta poi non produsse reati concreti, fece però molto concretamente cadere il primo governo Berlusconi. Secondo indizio, ci precipitiamo nell'estate del 2019 e ovviamente siamo in piena sarabanda Open Arms. Ricordate Matteo Salvini, ministro dell'interno, ma ovviamente anche qui è una postilla non solo non secondaria, ma decisiva dal punto di vista dell'azione di certa magistratura, perché la tempistica politica è quella che muove certa magistratura. In quel momento Matteo Salvini si sta disallineando ai desiderata di lor signori, sta venendo meno per oggettiva incompatibilità valoriale l'esperienza del governo giallo-verde. I 5 Stelle stanno per governare col PD. Guarda caso, quello che prima non era un problema, sostanzialmente la politica dei porti chiusi, improvvisamente lo diventa per la magistratura. C'è il caso Open Arms, non lo riepilogheremo qui in tutte le sue storture. Ricordiamo che, come poi è emerso, parliamo della nave di una ONG che molto probabilmente si diede appuntamento in mezzo al Mediterraneo con coloro che gestiscono il traffico di esseri umani, perché questo è, si rifiutò di sbarcare a Malta nonostante l'offerta della Valletta, si rifiutò di sbarcare in Spagna, paese di cui batteva bandiera, perché bisognava, contro ogni ovvietà geografica e anche esigenza di sicurezza dei migranti, arrivare fino in Italia. E lì scatta la sarabanda giudiziaria. Il 12 agosto il Tribunale per i minori di Palermo inizia a buttare là che si sta configurando un reato di respingimento alla frontiera e di espulsione di minori. Fino ad allora andava tutto bene. Poi c'è l'apoteosi il 20 agosto, quando il capo della procura di Agrigento, Luigi Patronaggio, sale a bordo della Open Arms. Quindi, come dire, agendo proprio da leader politico anti-Salvini, da contraltare del ministro, dispone lo sbarco immediato
e il sequestro della nave, la procura di Agrigento ipotizza il reato di abuso d'ufficio. Il fascicolo delle indagini passerà poi alla procura di Palermo, perché è quella competente essendo Salvini un ministro, e poi scatta tutto il cinema dell'autorizzazione a procedere e la follia del processo open arms che diventa sequestro di persona e che si sfracella contro la logica, il diritto, la banale esistenza della separazione dei poteri, ma che intanto ha tenuto Salvini sulla graticola per anni. Terzo indizio, quello di queste ore. Inizio 2025, la premier Giorgia Meloni, ministri di primissimo rango come Nordio e Piantedosi, sottosegretario che è il vero uomo macchina di Palazzo Chigi come Mantovano, indagati, quindi un bel pezzo del vertice del governo di centrodestra, per il caso Al-Masri, del cittadino libico rimpatriato che conoscete ormai a memoria, indagati per favoreggiamento e peculato, seguendo un esposto delirante di un avvocato che ha fatto il sottosegretario con Romano Prodi, con un'entrata anche qui a gamba tesa della magistratura in territori che riguardano la sicurezza nazionale e probabilmente addirittura la ragion di Stato, visto gli interessi e anche la forza lavoro italiana presente in gran parte in Libia. Cioè siamo nel pieno ambito dell'autonomia discrezionale della politica, in teoria. Nella Repubblica della magistratocrazia no, è una notizia di reato che va presa sul serio e bisogna indagare mezzo governo, Premier compresa, per questo. Allora, se uniamo i tre indizi, formuliamo la nostra prova. Per certa magistratura, che non è maggioranza nella quotidianità, ma è una minoranza chiassosa che guida il dibattito e che agisce proprio da attore politico, esiste un reato ben preciso, anche se non è scritto nel codice penale. Il reato è molto semplice. Consiste nel fatto di non essere di sinistra e ciò nonostante permettersi di governare. Questa è la situazione che impone una riforma della giustizia stamattina, immediatamente, subito, perché non è una situazione contemplabile nell'Occidente liberale. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.